Oggi si celebra Santa Cristina. Il nome Cristina deriva dal greco e significa consacrata a Cristo. Il 24 luglio è il Simón Bolívar Day, la festa nazionale del Venezuela. È una ricorrenza di molti paesi del Sud America per celebrare l'anniversario della nascita del generale e rivoluzionario venezuelano Simón Bolívar, il Libertador dall'America. È una festa sentita in tutto il mondo. Pensate che perfino in Italia, a Napoli, sono stati realizzati un murale e una targa celebrativa per la rivoluzione bolivariana. Nel bel mezzo dello sbarco in Normandia, un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller si mette sulle tracce del soldato James Ryan, ultimo superstite di 4 fratelli, tutti caduti in battaglia, per riportarlo a casa. Diretto dal maestro di effetti speciali che risponde al nome di Steven Spielberg, il 24 luglio del 1998 debutta nelle sale Salvate il soldato Ryan. Vincitore di 5 premi Oscar e supercampione di incassi, il film è ispirato alla vera storia del sergente Frederick Fritz Nyland. Siete fortunati se nella vostra casa ci sono dei gemelli. No, non sto parlando di segni zodiacali. Ma vi siete mai resi conto di quanto siano straordinari? Sapete che il 40% dei gemelli sviluppa un linguaggio segreto, un vero e proprio codice criptico che lascia gli adulti a bocca aperta? Questo fenomeno incredibile ha un nome: criptofasia. Si manifesta quando ogni gemello ripete le parole pronunciate in modo errato dall'altro, deformandole e abbreviandole, fino a creare una forma di comunicazione unica e affascinante, tutta loro. È come se avessero creato un mondo a parte solo per loro. Che meraviglia! Buongiorno ai 12, oggi la luna si congiunge a Giove in esaltazione nel segno zodiacale del Cancro, rendendosi assolutamente forte, ambiziosa e soprattutto positiva. Vediamo gli effetti sullo zodiaco. Ariete, e beh, per voi questa luna è assolutamente positiva, fortunata, espansiva, anche se di quadratura, vi stimola a stare meglio, vuole farvi stare meglio, cercate di coltivare le ambizioni e le sfide nuove che si parano sul vostro cammino. Toro, assolutamente compatibile per voi questa luna congiunta a Giove in un campo che tende a riequilibrare molto il sociale, a farvi fare delle scelte e anche a prendere in mano la vostra vita di relazione e tentare di recuperare un po' di affetti perduti nel tempo. Gemelli, per voi questa luna è una luna molto fortunata perché parla di economia, di fortuna economica, di acquisizione di beni immobiliari. Potreste oggi gestire bene tutta una serie di faccende patrimoniali che sembrano salutate dalla buona sorte. Cancro, potentissima è la luna nei vostri gradi ed è proprio la vostra signora che si incontra con Giove in esaltazione nei vostri gradi, un vero e proprio tripudio. Anche se il sole vi ha abbandonato, non sentite certamente la mancanza con tutto questo connubio di astri che quadrano però a Saturno e a Nettuno. Forse sentite un po' di nostalgia, di lontananza per le vecchie abitudini o il partner. Cercate di vedere il presente e di fare scaturire il futuro da queste vicissitudini. Leone, oggi il sole comincia a riscaldare il vostro segno zodiacale. Peccato solo per quel Plutone in opposizione dall'Acquario che sembra mettere in ombra alcuni lati positivi di questo passaggio. Poco importa perché comunque è un aspetto molto ben bilanciato proprio da Saturno e da Nettuno e anche da Urano, per cui è tutto sotto controllo. Dovete solo accettare che forse la realtà non era quella che credevate e che dietro alle apparenze si celano tutta una serie di realtà. Vergine, la giornata di oggi vede ancora quel fastidioso bisticcio tra Venere e Marte. Marte nei vostri gradi zodiacali che proprio non trova requie in amore perché vorrebbe sentirsi più sicuro, vorrebbe di più. In tutto ciò però la Luna e Giove
spingono su un piano molto ottimistico tutto quello che potrebbero essere le collaborazioni lavorative che vi potrebbero portare lontano o farvi fare un cambio di studio, di collaborazione o di luogo di lavoro. Bilancia, la luna congiunta a Giove oggi è una luna che esigerà da voi di mettere da parte i sentimenti e le emozioni per una più corretta valutazione delle cose. Dovete essere assolutamente giusti come il dettame del vostro segno zodiacale vuole, e per questo forse vi dovrete separare da qualcuno. Scorpione, una giornata splendida oggi perché Luna e Giove sono congiunti e l'esaltazione di Giove trasporta un po' la Luna in questa magia emozionale che investe voi, il vostro segno zodiacale, che sembra essersi nuovamente innamorato e nuovamente pieno di voglia di fare e di vivere. Sagittario, a proposito di voglia di vivere, è proprio Giove, il vostro pianeta in esaltazione, che sembra regalarvi delle emozioni che credevate perdute. Si attenua l'opposizione di Venere, ma la quadratura di Marte ancora risulta molto fastidiosa. Anche se in amore le cose non vanno in maniera ottimale, siete sicuramente molto più disponibili al dialogo e alla positività. Capricorno, per voi oggi la Luna è in opposizione assieme a Giove, il che significa che emozionalmente oggi proprio non ne volete sapere. Vi disturba essere investiti dall'emozione e dai sentimenti altrui, a volte vi sentite invasi e oggi sentirete il bisogno di stare un pochino più da soli, più dentro di voi. Acquario, questa magica congiunzione di Luna e Giove in Cancro sembra esaltare anche voi nel mondo dei sogni, delle fantasie, dell'estero, della creatività, facendovi venire voglia di fare qualcosa di bello e di piacevole al di là della mission lavorativa o della remunerazione. Pesci, per voi una splendida giornata, questo trigono di Luna e di Giove, questa esaltazione di uno dei due vostri pianeti, perché Giove è anche un segno che appartiene e costituisce il segno dei Pesci, è quanto mai positiva e corroborante. Oggi riaggiusterete gli affetti che sembravano in crisi o traballanti. Fu un archeologo ed esploratore statunitense, Hiram Berkman, a riportare alla luce il 24 luglio del 1911 il sito di Machu Picchu, una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Parliamo dello scrigno dell'antica civiltà Inca, che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. La sensazionale scoperta, esaltata da un fotoreportage sulla rivista National Geographic, affascinò il mondo intero e diede inizio alla fortuna turistica dell'area, inclusa nel 1983 tra i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Avete quella persona speciale che vi accompagna ovunque, che sia il vostro migliore amico o il vostro partner? Beh, ho un proverbio perfetto per descrivere la vostra relazione. Like two peas in a pod. Come due piselli in un baccello. Questo significa che siete così simili e uniti che sembrate inseparabili, proprio come i piselli che crescono insieme nello stesso baccello. Quindi non esitate a condividere questo modo di dire con la vostra anima gemella. Zelda e Scott Fitzgerald, la coppia più glamour degli anni '20. Viveva una vita di eccessi e lusso, ma quando il successo abbandonò Scott, si trovarono in gravi difficoltà finanziarie. Ci furono litigi, tradimenti e la dipendenza dall'alcol da parte di Scott, mentre Zelda cercò una via di fuga nella danza. La danza divenne la sua ossessione, ma nonostante fosse vicina al successo, i suoi problemi mentali e la diagnosi di schizofrenia complicarono ulteriormente la sua vita. Nel suo romanzo Lasciami l'ultimo valzer, Zelda raccontò la sua intensa e tormentata vita, inclusa la relazione con Scott, da idolo a rivale. I suoi quadri, nascosti nella soffitta di famiglia, rimasero sconosciuti fino agli anni '60. Zelda interruppe il suo valzer troppo presto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Ed io vi auguro di orientare sempre le vele per il verso giusto. Grazie per essere stati con noi in questa puntata. Continuate a seguirci domani. Buona giornata dalla vostra Martina.